Già che arrampica. Già che arranca, giusto? Che non è un'impronta di animali, ma io che stavo cadendo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati sul gruppo Cima d'Asta, qua sul lago Rai, che volevamo fare l'ultimo pezzo della Via del Granito che abbiamo saltato se avete visto i nostri video precedenti, altrimenti andate a vederli sull'alta Via del Granito. Quindi oggi partiamo da Malga Sorgazza e andiamo verso il rifugio Brentari Cima d'Asta, vero? Non dici niente? No, pensavo neanche di essere inquadrata, stavo così bene. Buona visione. Primo step, teleferica Brusà 1747. Allora siamo qua teleferica e prendiamo il 3:27 verso Cima d'Asta, 2 ore e 20. Quindi qui finisce la strada e inizia il sentiero. È stupendo qua da dove arriviamo, per questa bella vagliata dell'acqua, gente che si aiuta, bisogna andare là sopra. Arriviamo a un cartello, vediamo dove siamo. Siamo a Baulon di Cima d'Asta, 2000 metri giusti. Continuiamo per il 3:27 SI Sentiero Italia, adesso mi sono informato e la trovata non lo sapevo, verso Brentari, 1 ora e 20. Abbiamo della neve, ma questo è il meno. Oggi giornatina difficile. C'è la coda fa sul K2 che... Sì, c'è super coda e oggi noi siamo a passo molto lento oggi, colpa di un problemino di ieri sera. Non sono in forma per nulla, era meglio stassi a casa. E abbiamo mangiato pesantino ieri sera. Ma pesantino, cose fuori dal nostro zona di comfort. Zona di comfort no. Quindi mai dormito bene, non dormito bene stanotte. E ci abbiamo ancora qua che si ripropone. Difficile quando avete la digestione ferma, fare 1000 metri di dislivello, insomma. Non è consigliato. Io tutta sta gente che mi fa pressing in testa, mi piacciono i sentieri da sola, non tutte ste rotture di scatole. Anche perché è difficile, si fermano tutti ogni 5 minuti, li riprendi tutti, poi ti sorpassano, li sorpassi tu, tutta una folla. No? Sì. Cascataglia e racconta. Insomma è una nottitatina.
Allora al bivio abbiamo scelto la via delle lastre, che sono quelle là sopra, non so se riuscite a vederle, ma tra un po' ci andiamo sopra, che è veramente bello. Però c'è un freddo birichino, adesso mi metto antivento, però non so, quella salita lì potrebbe farmi morire. Anche senza potrebbe. Perché tutti quelli che ci hanno sorpassato adesso sono tutti fermi, quindi mi sa che stupendo, va. Ecco, questi sono ripidissimi. Questo lastrone qua super ripido, però l'aderenza delle scarpe tiene bene. Bene, pensavo avevo paura di scivolare. Allora, là si vede tutto l'alta via del granito che abbiamo fatto nei video precedenti. Qua invece è spettacolare cascata, già che arrampica. Già che arranca era giusto. Arrampica. Che arranca. E là in fondo si vede tutto il zig-zag che abbiamo fatto. Wow! Guardate che super panorama. Arriviamo finalmente al lago di Cima d'Asta e abbiamo raggiunto, che c'è super vento, speriamo che il microfono faccia il suo lavoro, nel senso che l'acqua non è ferma a fare la classica fottina specchiata. Comunque stupendo. Adesso vi inquadro sul lago, farvi vedere quanto è bello. Adesso ritorno da Gia che è stata seduta là e andiamo a vedere il rifugio. Comunque 1000 metri di dislivello fatti, 1900 dice l'orologio. Allora arriviamo qui al cartello Lago e Cima d'Asta e tutti i vari cartelli di altri sentieri. Allora siamo stati bravi a far 1000 metri? Sì, mi è anche venuta fame. Bene. Si arriva al rifugio Brentari Cima d'Asta. Ma il problema Eccolo qua. Rifugio Cima d'Asta 1480. Questo è il tariffario per dormire. Dopo Noemi puoi passarmi un paio di foto. E questa è la mitica marmotta. Guardate qua che panorama. Quella lì? Lì si vede un bel po' di a massimo com'era. No, aspetta, non ho registrato, solo guardate. Coppa d'orzo, strangoli aperti, birretta. Allora siamo qui dove c'è l'elicottero. C'è da morire dal freddo, quindi non so quanti video e foto riesco a fare, però già c'è da crepare.
Allora, se quando siamo scesi dagli auto c'erano 3 gradi, non so qua sopra cosa ci possa essere. Comunque la neve non si scioglie, quindi Bello che sei lì sopra. qua sopra è veramente bellissimo. Starei qui a fare foto e video per 10 anni di fila, ma c'è troppo freddo e bisogna cominciare a tornare indietro. Comunque buonissimo il pranzo che abbiamo fatto in rifugio, vero amore? Col sole anche meglio. Senti. Anche meglio. Però quasi quasi adesso ho posto per quella lì. E dove hai usato tornare dentro? Scherzavo. C'è una super torta che non abbiamo mangiato. Ma sarà Che un bella errore. senza aria. Senza aria con il sole, Super. stupendo. Si è formato al centro del lago, è andato verso il lago. Il vento. C'è Sembra che Mulinello. stesse per uscire un drago. drago. Che fiori. Stupendo qua, vero? Veramente super bello. Dobbiamo ancora fare la presentazione del video. Veramente fresco anche. Vabbè, andiamo giù dove troviamo un po' di non freddo, faremo la presentazione del video. Guarda qua quanti posti si possono fare. Adesso noi facciamo il sempre 3,27 Malga Sorgazza 2 ore e 20. Allora, già stai guardando ancora il listino? Stavamo andando via. No, Comunque, perché siccome cercavo quel piatto là del tipo, ma si vede che c'era fatto ascolta, fuori. ma che giorno è oggi? 18 o 19? 18. Oggi è il 18 di settembre. Allora, 2 giorni fa era estate e oggi c'è la neve. Assurdo. Come cambia il tempo velocemente. Ero già, stavo dicendo che 2 giorni fa era estate. Sì, sì, cioè. Estate, 31. 31. Oggi c'è la neve. Il mio piede se ne è accorto. Che fresco. Freschetto, quindi andiamo verso giù. Andiamo verso giù. Facciamo ripartire i nostri GPS. E via. Ok, torniamo. Continuo a fare panoramiche qua perché è veramente bellissimo. Allora, ci troviamo ancora qui all'incrocio di prima. Adesso invece andiamo verso il 327 invece che il 327B. Siamo venuti su da questo, adesso andiamo verso questo e facciamo almeno un piccolo anello. Arriviamo qua in un punto panoramico. Guardate che roba. Però già, sbaglio qua? Sbaglia anche sta variante? Ma sai che mi piace così di più? No, sono due cose diverse, ma è molto bella. Molto, 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 molto. Mi piace un sacco, ma questo pezzo qua è bellissimo. C'è anche un drone qua che gira. Che roba fa? Non so se si vede, ma il contrasto di quella roba lì nera, dei pareti nere col bianco. No amore, volevo farti vedere questo, vedi? Quello lì. Che non è un'impronta di animali, ma io che stavo cadendo. Non è un'impronta di animale. Quasi. È una bestia però. Ci dica.
Quando consigliamo di venire in montagna con scarpe adatte, perché le vostre Adidas che sono così comode in palestra. E quindi quelli lasciamo lì. Io direi di prenderla su. Adesso la prendiamo su. Aspetta che ho il sacchettino, Che è un bel numero, sarà un 45. L'intelligenza. Abbiamo appena visto dei ragazzetti in Vans andare su, felpa e jeans va bene, però se dopo vi fate male. Allora, nella discesa abbiamo trovato una piccola finestra di non persone e ci siamo seduti e stiamo facendo, come vedete qui dietro, un caffè e un tè. Però già c'è un piccola merenda. Ci riposiamo un po' i piedi. Eh sì, che abbiamo fatto 1000 metri in su, adesso stiamo facendo 1000 metri E giù, poi insomma. gli scarponi quando te li rinfili non è mai una bella esperienza. No, preferiamo le scarpe estive. Gli scarponi, insomma. Buono a te? Vuoi del zucchero? Qua troviamo un'altra marmotta di queste che troviamo nel percorso. Che marmotta è che è già? Ghiottona. No. Pescatrice. E No, che pesca col tabaro questo. vedete che pesca col tabaro? Che carina. Siamo appena scesi qua a Teleferica Brusà. Già. E adesso che pezzo ci tocca? La forestale su cemento. Mi consolo solo perché Fabio ha detto che mi prende la torta in malga su ragazza. Sì? Sì. Bene, andiamo. Allora siamo quasi alla macchina. Giretto di oggi. Bella escursione perché 1000 metri di dislivello positivo, quindi anche negativo. Ci abbiamo messo 3 ore e 20 a salire, ma come vi abbiamo raccontato prima non eravamo proprio in forma oggi. Era proprio no. Quando è andato giù il cibo che avevamo nello stomaco è cioè sembravamo altre persone, vero? Sì. Completamente diverso. Comunque questa escursione è bellissima. 3 ore e 20 andare su, venire giù, adesso non ho guardato, comunque più o meno. Consiglio, usate degli zainetti super leggeri come abbiamo fatto noi. Oggi abbiamo dei zainetti Decathlon, cose semplicissime da 20 Abbiamo visto litri, solo con i vestiti e qualche merenda, a posto. tutti quanti erano ultra light. Bisogna essere leggeri e andrà tutto bene. E non mangiate cinese la sera prima. Ecco. No, mai più. No, cinese era sushi, bar, insomma, no. Non era buono stavolta. E basta, quindi in totale sono 13 km tra andata e ritorno, quindi proprio un bel giretto. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao!